non mai che non fatto venire barbarismo per queste partite. Arbitro, non li possono squalificare? No, non possono dire il coglione, no? Dal Palaregnani di Scandiano per la sesta giornata dei play-out di Serie A1. Roller Hockey Scandiano contro Lanaro Breganze. Formazione in pista: Lanaro Breganze con il numero 23 Marco Zanfi, con il numero 2 Pietro Battaglin, con il numero 4 Guido Sgaria, con il numero 5 Pietro Agostini, con il numero 6 Mattia Ghirardello, con il numero 7 Paul Gallifa,
con il numero 29 Silvio Costenaro, con il numero 53 Stefano Dal Santo, con il numero 73 Andrea Dalla Valle e con il numero 20 Jacopo Veller, allenatore Massimo Belligio. Roller hockey Scandiano, con il numero 1 Matteo Vecchi, con il numero 5 Nicolò Busani, con il numero 7 Alessandro Uva, con il numero 8 Federico Casali, con il numero 9 Alessandro Franchi, con il numero 37 Alex Raffaelli, con il numero 77 Filippo Fontanesi, con il numero 91 Joseph Fernandez, con il numero 29 Lorenzo Barbieri e con il numero 10 Matteo Sassatelli, allenatore Massimo Barbieri. Arbitrano l'incontro signori Marco Giombetti e Andrea Davoli. Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati e benvenuti da Sandro Rainieri al Pala Regnani di Scandiano per questa ultima giornata, la sesta, dei play-out, di questi play-out che poco hanno detto, perché comunque le situazioni si sono già decise, sono già delineate, le posizioni Grosseto e Monza ampiamente salve dopo la seconda giornata di queste 6 e l'unico valore che può avere questa partita per determinare la squadra che verrà ultima nella classifica di questa Serie 1 tra Breganze e Scandiano. Nella regular season l'ultima squadra del Breganze, ora il Breganze ha un punto in più di Scandiano, quindi potrebbe avere questo valore simbolico questa partita. Breganze che si presenta qui a Scandiano in maglia bianca, già il quintetto schierato con Marco Zanfi in porta e gli esterni Paul Galifa, Stefano Dal Santo, Andrea Dalla Valle e Mattia Ghirardello da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Salutiamo anche gli amici di Breganze che ci ascoltano e ci vedono. Questa diretta della Fisher, mentre Scandiano in maglia classica rosso-blu attacca da sinistra verso destra, presente il quintetto con Matteo Vecchi in porta e gli esterni Ale Franchi, capitano, anche Chico Casali, ora in possesso di palla, primo possesso scandianese, Alex Raffaelli e Pepe Hernandez. Partita d'andata di questo mini girone di play-out è terminata 7-2 a favore del Breganze. Salutiamo Paolo Virghi e lo ringraziamo per averci sostituito partita scorsa contro il Monza. Sarebbe dovuto essere una telecronaca a 2, il sottoscritto ha avuto un problema, non ha potuto partecipare a questa telecronaca. Intanto il primo conclusione della serata di Ghirardello, poi è preda di Dalla Valle, la palla poi viene raddoppiato dai giocatori scandianesi ma ne esce bene, poi perde palla, Pepe Hernandez va in contropiede, Raffaelli cincischia un po' con la palla, la perde, va in contropiede con il numero 7 Dalla Valle scarica su Ghirardello, una palla scomoda, poi ci arriva prima di tutti Andrea Dalla Valle, sigla la prima rete dopo 57 secondi di gioco. Breganze in vantaggio qui a Scandiano, azione offensiva poco convinta di Galifa, trovato nella parte opposta Andrea Dalla Valle a ribadire in rete, quindi Breganze già in vantaggio. L'altra partita stasera è Grosseto Monza che cercherà sempre di battere il Grosseto, che però è già matematicamente primo in questo mini girone, quindi ha ancora meno valore. Ha ragione il nostro amico e collega Claudio Lavaggi a dire che i playoff, se fatti bene, i playout se fatti bene, organizzati come nel calcio, come la nostra Serie B del calcio, quando c'è una certa distanza di punti tra le squadre impegnate nei play-out, non hanno senso. Qua era veramente un abisso, c'era tra Grosseto e Monza e Scandiano e Breganze, sarebbero stati comunque inutili. Certo è che per Scandiano sarà una grossa occasione per Massimo Barbieri per far giocare i giovani, sicuramente lo farà nel corso della partita. Ricordiamo prossimo weekend finale Under 17 a Giovinazzo e fra 3 settimane
finali under 19. Intanto bel gol di Paul Gallifa, tiro secco, Vecchi probabilmente non lo vede neanche partire. 2 minuti e 13 secondi, già 2-0 il Breganze in vantaggio, sta prendendo già il largo. 2 tiri in porta, 2 gol, il secondo di Paul Gallifa, il primo di Andrea Dalla Valle. Dicevamo le finali under 17 e under 19 che sono l'obiettivo principale della società scandianese, e avendo in prima squadra tanti giovani, Scandiano sicuramente avrà modo di metterli in pista. Compleanni intanto da festeggiare Lorenzo Barbieri, compiuto ieri 18 anni. Facciamo tanti auguri anche noi, tanti auguri anche a Mattia Iappichello, che ha compiuto 18 anni ieri l'altro, è stato sempre, ha giocato fino a un paio d'anni fa, è sempre stato parte del progetto. Intanto tiro di Chico Casali, finito fuori di poco, prima conclusione scandianese. Dicevamo tanti auguri anche a Mattia Iappichello per i suoi 18 anni, è stato festeggiato molto dai suoi ex compagni e grandi amici. Permettetemi di ricordare anche Bomba, Luca Iappichello, visto che non ho potuto farlo nella precedente occasione, un amico, un vero amico di questa squadra, di questa società, l'ultras di questa squadra, seguito la squadra ovunque, quando ancora c'era Crudele allenatore, poi con il figlio anche, ricordiamo, campione d'Italia, under 15, insieme agli altri. Luca scomparso un paio di settimane fa, abbiamo salutato tutti, un grande dolore, una grande perdita, lo ricordiamo sempre sorridente, sempre coinvolto nelle iniziative. Io personalmente amo citare dei ricordi, ho amici a Forte dei Marmi, vado spesso a Forte dei Marmi, ogni volta che andavo a Forte dei Marmi lo trovavo là, insieme ai vari gemellaggi con il Forte, con il Valdagno. E la caratteristica principale di questo ragazzo era che era sempre sorridente, non l'ho mai visto serio. Ci dispiace tanto Luca, ti salutiamo anche noi. 20:48 intanto da giocare questo primo tempo che vede in vantaggio il Breganze per 2-0, poi qua Del Santo non riesce a concludere. Dall'altra parte Pepe Hernandez va dietro porta, aspetta qualche compagno, il piazzamento di qualche compagno, poi va in proprio, cede la palla a Capitan Franchi, scambia con Chico Casali. Qualche difficoltà dell'attacco scandianese, diciamo Breganze ha iniziato molto bene questa partita, un tiro dalla grande distanza di Pepe Hernandez e poi non riesce ad arpionare la palla di Dalla Valle, che va al tiro centrale, conclusione centrale, respinta, prima parata di Matteo Vecchi. Ricordiamo anche il primo gol, intanto vediamo attacco il contropiedi di Del Santo, mette la palla dentro quando ormai è tardi. Il primo gol di Alessandro Uva, gli facciamo dei grossi complimenti, è venuto sabato scorso, siamo molto contenti per lui, figlio d'arte, papà Daniele e Caterina saranno sicuramente contenti e speriamo sia il primo di una lunga serie. Sicuramente questa esperienza gli servirà molto per le finali che abbiamo detto prima degli under, quindi sicuramente avrà spazio e magari ne potrà segnare un altro anche stasera. D'altra parte anticipo di Paul Gallifa su questa iniziativa di Raffaelli, sempre Paul Gallifa va da solo, viene esteso correttamente a seconda di John Betti, gli arbitri John Betti e Davoli, un 4 contro 3, attenzione Casali può tirare, ci mette un po' troppo, poi Raffaelli, azione un po' confusa, poteva essere sfruttata sicuramente meglio in questo caso. Ringraziamo anche Gianluca Ganassi, manager e cameraman per l'occasione. Ovviamente l'occasione c'è stata anche l'altra volta, abbiamo Alessandra Tirelli claudicante dopo un piccolo intervento di routine, non è riuscita a venire a riprendere, quindi sarà Ganassi, bella palla, Ganassi a effettuare le riprese, solita Greta Ganassi invece in regia. Saluto e ringrazio anche Paolo Virdi, che dicevo prima, che mi ha sostituito nella telecronaca. Comprate il suo libro Hockey e Mundial, che è veramente molto bello, molto spiegato bene e racconta proprio un'epoca, l'epoca d'oro dell'hockey italiano. Siamo molto contenti di averlo letto, facciamo i complimenti per come l'ha scritto. Raffaelli, tiro di Raffaelli, gol, ha cercato il Pertugio e l'ha trovato nella porta di Zanzi, quindi accorcia Raffaelli col primo gol per Scandiano, 18-26 da giocare, 2-1 per Breganze.
contropiede 2 contro 2, è andato davanti alla porta a disturbare Franchi, il tiro piazzato alla sinistra di Zanfi, dentro, qua poteva stare un fallo forse di Casali, gli arbitri lasciano un po' correre in questi primi minuti. Gli arbitri hanno dovuto fare pochi chilometri questa sera per venire qui a Reggio e ci mancherebbe, non ci aspettavamo. Attenzione, ora va troppo solo, Ghirardelli non è stato seguito in questa occasione, troppo libero di tirare, poi è Hernandez, palla un po' lenta, questo in mezzo, poi con qualche difficoltà la difesa breganzese respinge, pronto intanto Agostini a entrare in pista e anche Nicolo Busani, sponda scandianese, Franchi, Hernandez, palla dentro, Hernandez, bella conclusione in questo caso, cercava la spizzata di Raffaelli che ringrazia per l'iniziativa sventata da Zanfi, parato molto bene Zanfi, soprattutto nel finale di stagione. Poi Gallifa libera di 2 avversari, poi tira, la conclusione finisce fuori, è stato bravo a metà perché la conclusione poteva essere senz'altro più pericolosa. Tanto Raffaelli, Casali, 1-0 del Monza a Grosseto, intanto esce proprio Raffaelli, pista per Busani, poi Hernandez si libera e segna un gran gol, bravo Pep, veramente dedica anche il gol al fidanzato, l'abbiamo visto, è stato veramente opportunista nell'andare a soffiare palla, un controllo abbastanza lento dei giocatori di Belligio, si è infilato e poi ha avuto anche il tempo per effettuare un bel gancio, poi palla sotto la traversa, quindi 2-2 scandianese. È iniziata male per Scandiano che ha lasciato un po' troppa libertà ai giocatori di Belligio, poi adesso Scandiano ha ritrovato un pochino di verve, anche un pochino di gioco. Ora Franchi, tiro di Franchi, per spinta, questa conclusione da Zanfi, 3 contro 2, attenzione Gallifa, bella palla per Agostini, ne è entrato e infila Vecchi sul suo palo con un gancio, contropiede organizzato bene questo dal giocatore in maglia bianca e ritornano in vantaggio, 16:37 da giocare, con Agostini appena entrato in pista, quindi è durata poco la gioia, per modo di dire, scandianese del pareggio. Franchi per Busani, dando un'occhiata anche ai playoff, abbiamo Lodi già finalista già da diverso tempo, un 3-0 sul Bassano con non poche difficoltà, anche se si tratta di un 3-0, mentre la partitissima domani sera sarà Forte Follonica, un vero spareggio 2-2, nessuno si aspettava il Follonica così in alto, devo dire la verità. Follonica è squadra solida che ha preso molto convinzione in Coppa Italia, sorpreso ancora di più del Sarzana. Il Sarzana non può più essere considerato una sorpresa, quest'anno ha fatto un'annata molto positiva, anche la regular season del Follonica è stata molto positiva, ma adesso addirittura ha la possibilità di giocarsi la finale scudetto proprio domani a Forte, con Forte obbligato a vincere. Non è sicuramente, bisogna saperci stare in questa posizione. Orlandi, che è al primo anno con il Forte, dovrà essere bravo a fare anche lo psicologo. Intanto un 2 contro 1, Franchi, palla cercato dentro per Hernandez, poi Andrea Davoli concede il rigore, un rigore che Giombetti forse non avrebbe assegnato, infatti si sono guardati un po', sicuramente ha toccato la palla con una parte del corpo che non era la stecca, quindi il rigore ci può assolutamente stare. Tanto c'è stato un time out a 15-17 del termine di questo primo tempo, Scandiano avrà l'opportunità di pareggiare la seconda volta questo match, vediamo poi chi andrà a tirare. Diciamo di Forte Follonica, con il Follonica che non è assolutamente obbligato, nessuno gli chiedeva di arrivare così in alto, quindi avrà la testa più libera, sicuramente meno pensieri, non avrà l'obbligo di vincere, ma già che è lì. E la notizia è che dal 1° giugno ritorna il pubblico sugli spalti, quindi con una capienza sicuramente ridotta, però almeno le finali scudetto quest'anno un po' disgraziato, con vari protocolli per il Covid, è sicuramente la più bella notizia che ci poteva essere, anche magari un presagio per la prossima stagione, si spera. Tanto il Busani, l'incaricato, è già lì, non
non hanno parlato più di tanto nei time out. Giocatori allenati da Massimo Barbieri, maglia rosso-blu. Qualcosa da dire in più, Belligio. Tutto pronto intanto per il rigore. Busani contro Zanfi. Va Busani, gol, rete, Busani un 2-2 sui rigori. Percorso netto e pareggia ancora Scandiano, gol di Nicola Busani che pareggia questo incontro 3-3, 15-17 da giocare, il gol tirato molto bene, secco, sempre alla sinistra di Zanfi. Agostini, buon impatto di Agostini, subito in gol, freddo davanti alla porta. Abbiamo visto poi dalla distanza, cerca il tiro col Gallifa, lo stesso Agostini, il più lesto, per andare a recuperare palline. Poi ora è Busani che, favorito da un rimpallo, va in gioco. Poi Raffaelli perde palla, attenzione, contropiede, un 3 contro 2. Ghirardello cerca lo spazio per tirare, sta con lui Pepe Hernandez, glielo impedisce. Agostini ora, Dal Santo, giocatore di maggiore esperienza, Dal Santo e Ghirardello insieme a Paul Gallifa che cerca un tiro rimpallato da Busani, poi Franchi, ancora Busani, tiro di Busani, finisce fuori di poco. Ora stava cercando di cavalcare l'onda del rigore segnato. Hernandez, Franchi, Mauro Scandiano per linee orizzontali, nessuno in mezzo, ci va a darci qualcuno per impensierire la difesa avversaria. C'è in questo momento Capitan Franchi. Hernandez, palla un po' buttata, ma preda di Franchi che gli dà la palla, poi non riesce nel tap-in. Hernandez, Gallifa, attenzione Agostini, ha spazio Agostini, bravo Raffaelli qua a recuperare palle e andare in contropiede in 2 contro 1, attenzione per Hernandez, gol, bel gol di gran fattura qua, contropiede organizzato molto bene. Raffaelli ha visto la corrente Hernandez che di taglio ha infinato la palla al 7, ha portato in vantaggio per la prima volta Scandiano questa sera 4-3 quando mancano 13:44 al termine. Una partita abbastanza bella, con capovolgimenti da una parte all'altra. Ora 4-3 il momento per Scandiano, tiro secco di Gallifa ancora sull'esterno della rete. Dal Santo chiama un po' d'ordine, la squadra per l'occasione in maglia bianca, colori ufficiali sarebbero rosso-neri. Gallifa che è uscito un po' alla distanza in questo campionato, subito non aveva fatto benissimo, poi ha cominciato a segnare, ha cominciato a giocare un pochino meglio. Adesso veramente bella parata di Casco ora su Battaglin che intanto è appena entrato, va in contropiede Busani, attenzione Busani, palla per Raffaelli che non riesce nel tiro al volo, bravo Nicolò a trovare Alex Raffaelli, mal posizionato, forse era un po' esterno per cercare una conclusione al volo, non ci è riuscito. Tanto è pronto Filippo Fontanesi a entrare in pista, poi fallo di squadra, il secondo di Scandiano effettua Pepe Hernandez, pronto anche Filippo Fontanesi. Ricordiamo Lollo Barbieri è stato protagonista di uno spiacevole episodio che ha un po' pregiudicato gli allenamenti di questa settimana. Tiro intanto di Dal Santo, deviato molto bene da Matteo Vecchi, la terza parata consecutiva dopo un hit un po' stentato. Hernandez cerca un tunnel un po' improbabile qua, torna Agostini non trova spazio, va all'indietro. Ricordiamo di Lollo Barbieri che è stato convocato, però era un pochino lì sul badile, come si dice qua a Reggio, non si sapeva se poteva essere della partita o meno. Intanto gol di Gallifa, qua Busani qualche colpa ce l'ha perché ha lasciato girare il suo avversario che ha tirato a una mano. Qui difesa scandinese non impeccabile assolutamente. Siamo giunti a metà primo tempo, 4-4, una partita bella ma con tanti errori anche. Non sarebbero le ultime squadre in classifica di A1 probabilmente se non facesse così tanti errori, questo è abbastanza evidente. (2-0) intanto del Monza.
a Grosseto 2-1, segnato appena adesso Fantozzi, gol del Monza, sono stati siglati da Edoardo Lenaro, il suo secondo gol da Pietro Lazzarotto, quindi 2-1 del Monza sul Grosseto, mancano ancora 11 minuti alla fine del primo tempo, anche qua più o meno come minutaggio siamo lì, perché mancano 12-15, risultato di 4-4. Un plauso anche alla squadra femminile dell'Hockey Scandianese che non è riuscita ad arrivare alla Final Four. Comunque sono stati tantissimi progressi da quando un anno fa Massimo Barbieri ha preso in mano questa squadra. Ora questa squadra che dà del filo da torcere, ricordiamo che il Matera ha perso 3-0 in casa dopo essere stata 1-0 per diverso tempo, di aver dato del filo da torcere. Anche la partita con la Gratte Brianza, l'ultima, perso 4-2, partita tiratissima, doveva vincere con 2 gol di scarto per arrivare nella Final Four, non ce l'ha fatta. Queste ragazze avranno sicuramente un futuro, innanzitutto perché hanno formato un grande gruppo, un grande allenatore, perché Massimo Barbieri ha veramente fatto dei miracoli con questa squadra e i risultati si vedono, sono evidenti. Gli auguriamo il meglio per il prossimo anno. Busani intanto tiro finisce fuori, intanto Filippo Fontanesi dopo questo time out. Ora Dal Santo, 11:40 da giocare, Dal Santo, bravo Raffaelli ancora a soffiargli palla, va in contropiede 2 contro 1. Raffaelli poi tarda un pochino nel passaggio, forse è stato un po' troppo altruista qua Alex, deve andare da solo perché il difensore si era accodato su Fontanesi che non aveva più luce. Tanto Belligio si fa sentire, traversa piena di Dalla Valle, bel tiro, secco, si liberano bene dai blocchi i giocatori di Massimo Belligio, che ha fatto sentire la sua voce. Poi attenzione, ora Raffaelli perde palla, ancora Dalla Valle, Dal Santo, Battaglin, dietro porta Battaglin si ferma. Molto buona la prestazione di Dalla Valle fino adesso, oltre ad aver realizzato un gol ha creato diversi scompigli nella difesa scandianese. Bravo poi Busani ad arpionare la palla, solo Busani, tiro di Busani, ci arriva Zanfi qua con un miracolo, ci è arrivato con la spalla, viene complimentato anche da Dal Santo. Molto bravi tutti e due, Busani a recuperare palle e effettuare un tiro pericoloso, insidioso, molto bravo anche Zanfi a respingere, prima vera parata del difensore estremo briganzese, ora Fontanesi. Franchi va in proprio Franchi, poi non ha spazio, lo costringono a girare il giocatore di Massimo Belligio. Poi Agostini qua tutto regolare, si è impigliato Agostini alla rete, ma il possesso dei giocatori in maglia bianca, quando intanto non riesce a uscire dal groviglio della porta, Agostini ce la fa in questo momento. Poi il possesso sarà sicuramente ripreso fuori del Braganza, così è Dal Santo quando mancano 10-10 al termine del primo tempo. Battaglini, Dalla Valle ancora Dal Santo, 4-4 tra Scandiano e Braganza. Si è segnato a ripetizione fino a qualche minuto fa. Ora le squadre sembrano un pochino tirare il fiato. Agostini con questo intervento duro ma corretto di Raffaelli, che è pulito sulla palla, di fisico riesce a sottrarre il possesso. Fontanesi, Raffaelli, cerca un cambio di direzione Raffaelli, poi entra in area, bravissimo Alex, gran gol di Alex Raffaelli, veramente bravissimo, preso palla dall'esterno, è entrato in area con una giravolte, ha insaccato, accompagnato alle spalle di Zanfi, applaudito anche dai pochi presenti. Per il 5-4 scandianese. Battaglini per Dalla Valle cerca una soluzione su Costenaro, che è entrato in pista in questo momento, il capitano Costenaro, ora in possesso di palla. 9-10 da giocare, Costenaro finta al tiro, poi cerca e trova Dalla Valle. Partita con tanti capovolgimenti di fronte, l'abbiamo detto, tanti errori anche, e qualche iniziativa pregevole come quell'ultima di Raffaelli, perché è stato veramente un bel gol. Cerca di sorprendere intanto Costenaro Matteo Vecchi, poi vede un fallo di squadra da Voli, lo fischia il primo.
del Breganze. Questa sera 2 Nea Scandiano, 8,50 da giocare. È andato a tirare un po' il fiato alle Franchi. Pep Hernandez, molto bello anche il suo gol, soprattutto quello di taglio. Poi bella palla di Pep qui per Alex Raffaelli, non ci arriva a destinazione. Dal Santo tenta un tiro e anche una ribattuta, attento Matteo Vecchi, poi bravo e caparbio Fontanesi a ripartire Pep Hernandez, che perde palla. Costenaro, Dal Santo non ha spazio, quindi dalla valle Battaglini, ancora dalla valle, tiro dalla distanza, telefonato qui, attento Matteo Vecchi, non si fa sorprendere. Ora va in pressing la squadra di Belligio con Battaglini, scadono intanto i secondi, il possesso scandianese nella propria metà campo, e intanto Dal Santo vedete Ghirardello, Battaglini cerca di entrare in area, poi è costretto a scaricare Costenaro da solo, Raffaelli con lui, gioca su Battaglini, cerca un'iniziativa personale, Battaglini, tiro in porta, un po' fiacco, l'ha presa male qua. Giocatore in maglia numero 2, Busani, realizzato un gol su rigore, ora Busani. Raffaelli, ancora Busani, tiro dalla distanza, preso in pieno per Hernandez. Costenaro va in avanti, fa viaggiare Battaglini, buona prova anche di Battaglini. 2-2 Grosseto Monza intanto, mentre 5-4 per lo Scandiano, dopo che è stato più volte in vantaggio il Breganza anche per 2 reti a 0. Poi dalla distanza il tiro di Ghirardello, intanto rientrato, ha fatto molti cambi, Belligio fa ruotare molti suoi, ed in effetti almeno a livello fisico lo stanno ripagando. Poi mette un'ingenuità clamorosa qua Battaglini, poi gran parata di Zanfi su Busani, che si è ritrovata una ghiotta occasione, non ha saputo sfruttarla. Per verità Busani, anch'io avrei fatto come lui, è stato più bravo il portiere stavolta. Raffaelli, scadono i 5 secondi, chiede scusa Alex, si è un po' impappinato con la pallina, ma un po' nei possessi, poi riprende a giocare quindi Breganze con Costenaro, Battaglini, perso una palla un po' ingenua prima, già la seconda palla persa, pericolosa, la terza, in una ci ha lasciato anche le penne, perché Pep Hernandez ha segnato, doppietta per Pep Hernandez questa sera. Raffaelli, palla dentro un po' nel traffico, alla meglio Ghirardello cerca di entrare in area, bravo Raffaelli a portarlo fuori, non ha più campo Ghirardello, quindi è costato retrocedere. Occhio al taglio qua, stava per concretizzarsi Dalla Valle, è stato bravo Dalla Valle qua a cercare di liberarsi del suo diretto avversario, senza successo. Poi un po' di groviglio, un po' di qualcosa da dire. Dalla Valle e Pep Hernandez si sono un pochino presi con il pattino, mentre Dalla Valle era a terra, tutto chiarito. 5:41 da giocare in questo primo tempo, 5-4 per Scandiano. Tanto sono in corso le finali Under 11 Final Four. Il Follonica perso contro Sarzana 12-3, Bassano Sandri invece 5-0. Sempre Tonelli gli fa da mattatore, 6 gol ancora per lui dopo i 10 ieri l'altro. Veramente molto molto bene questo ragazzino, un ragazzino terribile. 5:41 da giocare di questo primo tempo, di questa partita, tratte anche belle, anche l'abbiamo detto, per i tanti errori come questo che fa partire in contropiede Fontanesi, un 3-2, ora è diventato 3-3, bella palla di Hernandez, bravo qua Peppa a cercare Busani, che ringrazia anche, palla anche difficile va detto da colpire, perché comunque
era un'azione in velocità. Paul Gallifa intanto gira un po' dietro porta, scarica su Costenaro, ancora Gallifa, finta di tiro di Gallifa, c'è Costenaro dentro, non lo vede Gallifa, preferisce girare ancora, palla per Ghirardello, non gioca male il Braganza, crea soluzioni davanti, vediamo come questa poteva essere potenzialmente importante. Sarà della partita Lollo Barbieri, vediamo pronto a entrare in pista. Fontanesi indietro per Hernandez, Busani, Franchi, 4:35 da giocare questo primo tempo. Hernandez all'indietro, Fontanesi che ha un po' di spazio, vediamo se prende velocità, non rischia, deve tirare però Scandiano, ma anche pochi secondi, il tiro finisce fuori, finiscono anche i secondi, quindi riprende a giocare Braganza. Battaglini, Paul Gallifa all'indietro, Ghirardello, Costenaro, Ghirardello, 4:10, tiro finisce fuori, forse poteva starci la punizione per Scandiano perché la palla nel viso era alta. Battaglini, arbitraggio abbastanza facile stasera per due direttori di gara, partite che non ha tanto da dire, se non per evitare l'ultimo posto, l'abbiamo detto, su questa può essere la motivazione. Esce Fontanesi, entra Barbieri, Lollo, vediamo se festeggerà il suo compleanno con un gol. Franco, Busani, prima palla per Lollo Barbieri, Busani, cerca di partire Franco, trova Hernandez, indietro per Barbieri, da ultimo uomo, cambia ancora con Hernandez. Franco, poi un fallo, Costenaro, sicuramente, sentito stecca su stecca. Secondo fallo di squadra anche per Braganza, pochi falli in questa partita. Barbieri, tiro di Barbieri molto potente, anche preciso, interessante qua, anche bravo Zanffi a respingere, poi un rimpallo a buon gioco Braganza a uscire col possesso, Gallifa, finta di tiro, poi c'è un quanto improbabile su Franchi che fa partire in contropiede Hernandez, Busani, un po' più veloce, qua doveva essere qua Scandiano, sfruttare questa situazione. 2:50 a giocare ancora di questo primo tempo. Barbieri, Busani per Franchi, ha visto il taglio di Hernandez, palla un po' troppo lenta, poi Busani trova ancora Hernandez, gioca di primo Scandiano bene in questa occasione, poi Barbieri cerca di entrare in area, palla preda di Costenaro che riparte, Gallifa, cerca di liberarsi dalla marcatura di Capitanale Franchi, vede la corrente Ghirardello che però Franchi è molto bravo a soffiargli palla ma non riparte perché non ha rimorchio, quindi preferisce il giro palla. Busani, Franchi, ancora Franchi, Barbieri, scambiano i due. 1:50 da giocare ancora, non tempo. Franchi, Hernandez, tiraccio di Hernandez qua, poco convinto, poi dal Santo, poi con un pattino forse Barbieri gli soffia palla. Franchi, pressano alto, superatore di palle nella propria area, giocatore di Belligio, poi Barbieri, la forse deve pattinare un po' qua Lollo per liberarsi da questa situazione. Dal Santo, palla per Ghirardello che non se l'aspettava, la colpisce di pattino come mima Giombetti.
Franchi, vede Giombetti il blocco di Pepe Hernandez, terzo fallo di squadra scandianese, a 1,16 da giocare, 5-4 per Scandiano su Breganze. Dal Santo, Ghirardello, Gallifa, un minuto al termine, Costenaro tira, cercava fosse la spizzata, non si intende con Ghirardello. Scandiano non può andare fino al termine coi secondi, quindi gestirà questo possesso, tanto con Capitan Franchi. Fallo inutile questo, Ghirardello è andato a pressare in una zona di pista non pericolosa, 45 da giocare, Busani, scarica su Hernandez, Franchi, Barbieri, 20 secondi per Scandiano per andare alla conclusione, 30 ne mancano al termine di questo primo tempo. Barbieri, il fisico Barbieri va, poi non si chiude per poco il triangolo con Pepe Hernandez, tiene palla però Scandiano a 10 secondi ora per andare al tiro dalla distanza. Busani chiama intanto Vecchi il tiro di Busani che avviene, poi recupera palla Ghirardello e Dal Santo, mancano 8 secondi. Dal Santo, attenzione, cerca di tirare qua. Dal Santo ha cercato Costenaro che non era posizionato bene. Intanto il primo tempo finisce qua, si chiude con il vantaggio scandianese per 5-4. Noi ci sentiamo nei secondi di 25 minuti di gioco.
Amici sportivi, bentornati al Pala Regnani di Scandiano per questa ultima giornata, ultima e sesta giornata dei play-out di Serie A1. Sandro Reniere alla voce, Gianluca Ganassi alle riprese, Greta Ganassi alla regia. Primo tempo che si è concluso con Scandiano in vantaggio su per 5 reti a 4 dopo un doppio vantaggio breganzese per 2-0, poi 2-2, 3-2 per il Breganze, 3-3, poi infine Scandiano ha avuto il sopravvento. Per ora sta conducendo questo match di consolazione, diciamo, perché chi vince questo match si aggiudicherà la penultima posizione, per questo è. I due quintetti in pista, vediamo da sinistra verso destra in maglia bianca Breganze con in porta Zanfi e gli esterni Gallifa, Ghirardello, Dal Santo e Dalla Valle, mentre per Scandiano c'è l'avvicendamento in porta, c'è l'esordio di Matteo Sassatelli che ha compiuto la sua prima parata prima, proprio una prima occasione per il Breganze, quindi Sassatelli, poi attenzione, gran gol, grande azione tra Franchi e Pepe Hernandez, triangolo chiuso in area. Scandiano a 58 secondi di gioco del secondo tempo mette a segno il suo sesto gol. Bella iniziativa, bella azione a due tra Franchi e Pepe Hernandez, triangolo concluso da Franchi, molto bravo ancora Pepe Hernandez stasera in fase sia realizzativa che conclusiva che di assist man, ha fatto veramente la voce grossa, è stato molto bravo, giocati di alto livello, oltre ad aver realizzato una doppietta è stato anche assist man. Poi qua fallo di squadra, ci ha pensato qua da Volci a dare il blu e concedere un tiro diretto a Scandiano, poi ha prevalso il suo buon senso e ha combinato solo il quarto fallo di squadra del Breganze. Diciamo, abbiamo completato anche il quintetto: Sassatelli in porta, gli esterni Raffaelli, Hernandez, Franchi e Busani, autore anche lui di una rete su rigore. 6-4 conduce intanto Scandiano quando mancano 23-15 di gioco. Gallifa vede Dalla Valle, cerca la conclusione che finisce larga, poi bravo Alex Raffaelli, autore di un gran gol anche lui, bei gol stasera realizzati soprattutto dalla squadra scandianese, ottima fattura sia nelle azioni personali che nell'azione 2 nei contropiedi. Anche ora Raffaelli, palla dentro, un po' un tiro più questo di Raffaelli che è un passaggio per Pepe Hernandez, comunque stesso Hernandez recupera palla, poi Busani, Hernandez, poi palla dentro, ancora Busani, destro ad impadronirsi della pallina, poi mette la palla in mezzo Franchi, non ci arriva Raffaelli. 6-3 intanto il Grosseto sul Monza, il Monza in vantaggio 2-0, poi il Grosseto si è ripreso, consolida la sua prima posizione, poi Hernandez ha cercato l'assist per Raffaelli, non è riuscito, poi non abbiamo visto sinceramente, vediamo da Voglia ha fermato il gioco da tutt'altra parte, una porta scandianese che Dalla Valle lamenta un colpo alla testa, credo fortuito perché non c'è nessuna protesta, quindi si ritorna a giocare con Breganze in possesso di palla. Ghirardello, ma Ghirardello autore di un gol anche lui, palla dentro per Gallifa che non taglia, recupera comunque palla Dal Santo, cambia con Ghirardello, ora Ghirardello che ha un po' di spazio, cambia con Dalla Valle, aveva iniziato molto bene il match, poi si è un po' perso. Gallifa, bravo Franchi a rimanere con lui a chiudergli gli spazi, cerca un'altra schiaccia, ancora Franchi su di lui, protegge la sua area di rigore, poi mette la palla dentro Ghirardello, Dalla Valle, finiscono i secondi, quindi non riesce a concludere, significa che la difesa scandianese si è comportata bene. Riparte Franchi, va da solo, poi non trova lo spiraglio per servire Raffaelli, ancora Franchi, stecca di Gallifa un po' alta, quindi commette il quinto fallo di squadra per Breganze, 3 ne ha Scandiano, 6-4 il punteggio a favore dei ragazzi di Massimo Barbieri, maglia rosso-blu. Busani,
Hernandez, Franchi, palla dentro, preda di Del Santo che riparte di gran carriera. Del Santo, tiro di Del Santo, finisce fuori, si avventa Ghirardello sulla pallina. Gallifa, Del Santo, Gallifa. Si sta comportando bene la difesa scandianese, tranne in questo momento che ha lasciato entrare Dalla Valle, un po' fortuita anche quell'azione. Comunque Raffaele dall'altra parte cerca il tiro, smorzato da Del Santo, poi pasticcia Zanfi, bella palla di Raffaele. Hernandez prende la mira, la tocca in qualche modo Zanfi, non si sa come, poi Raffaele qua sbaglia. Ghirardello, palla dentro, gol di Dalla Valle. Ingenuità qua di Raffaele che ha perso palla. Ghirardello si avventa, mette la palla dentro e Dalla Valle con un tap-in infila Sassatelli, che porta a 5 la marcatura del Breganze, 6-5 per Scandiano, 20-13 da giocare. Franchi, Hernandez, ancora Franchi, Hernandez, Busani. Ora la partita si è un po' riaperta, partita che non è sempre stata in discussione il punteggio questa sera, avanti un po' prima il Breganze, poi Scandiano. In questo caso poteva sfruttarla meglio qua Hernandez, si è trovato la palla davanti, forse anche un po' stupito di questa cosa. Del Santo gestisce un po' col possesso, bravo Busani qua, possessarsi della palla, poi Raffaelli non trova varchi, all'indietro per Franchi, poi litiga con la Transenna Franchi, tiro di Del Santo e preda di Sassatelli che respinge ancora Del Santo. Gallifa, perde palla Dalla Valle. Raffaele un po' stanco qua, Alex cerca di incunearsi, non è riuscito a concludere, cerca di andare in area e poi Raffaelli ancora doppia conclusione, un cambio di direzione, è arrivato fin davanti alla porta, non ha avuto fortuna. Busani, Raffaelli, palla dentro, ancora Raffaelli, il rimpallo è suo. Hernandez, Franchi, scambiano i due, deve tirare, mancano 8 secondi, Sassatelli fa rumore con la stecca, quindi i compagni se ne accorgono, poi contropiede sbagliato, questo è il Breganze. Raffaelli, Franchi a spazio, Franchi, gol di Hernandez, gli restituisce il favore. Franchi, grande assist per Hernandez che col gioco aereo ha dimostrato di saperci fare, tripletta per lui e settimo gol scandianese, 7-5 di Scandiano su Breganze. Gallifa, Ghirardello, Dal Santo scambia con Gallifa, finta di tiro, poi trova Sgaria, poi Sgaria trova a sua volta il pattino di Raffaelli che non protesta, un rigore simile accordato a Scandiano nel primo tempo, quindi corretta probabilmente la decisione di Davoli. E Gallifa, che qualche rigore l'ha segnato quest'anno, avrà l'opportunità di riaccorciare ancora questo doppio vantaggio scandianese. Bruno Sgaria, Guido Sgaria, scusate, Bruno Sgaria il portiere, Guido Sgaria appena entrato. (18:09 da giocare). Quando vediamo Chico Casali probabilmente pronto a rientrare in pista della partita nel quintetto titolare. Vediamo se Sassatelli riuscirà nell'impresa di fermare Paul Gallifa. Si carica Matteo, vediamo tra poco l'esito. Gallifa contro Sassatelli,
Ma Gallifa, rigore impeccabile, esulta anche Gallifa, bel gol, bel rigore. Doppietta anche per lui, quindi Breganze accorcia, si porta 6, 7-6 per Scandiano, esce Busani, entra Casali. Franchi, Raffaelli, Franchi fa secco di due sgari e poi Hernandez, tiro il volo di Hernandez, un po' difficile questa conclusione, poi fallo stecca su stecca di Casali, fallo di squadra, quarto scandianese, 17,52 dal termine, 7-6 per Scandiano, probabilmente il punteggio sarà in bilico fino alla fine. L'interessante c'è questo in questa partita. Dal Santo tira contro Casali, 7-4 intanto del Breganze, del Grosseto sul Monza, partita che non è finita neanche a Grosseto. Franchi, fallo di Gallifa che non è d'accordo, ma tant'è, Giombetti ha fischiato, sesto fallo di squadra del Breganze, 17-21 da giocare. Franchi raddoppiato, qualche difficoltà di controllo per giocatori scandianesi che perdono palla nella propria metà campo. Tanto Lollo Barbieri pronto a rientrare anche dal Santo, palla in mezzo, Sgaria arriva col possesso, scarica bene per Ghirardello, è arrivato troppo vicino a Raffaelli, poi Gallifa cerca con un tunnel di entrare in area, glielo impedisce la difesa scandianese. Hernandez, un fallo di squadra di Davolic, adesso redarguirà Raffaelli per protesti, darà il warning sicuramente, infatti così è. Riprende col possesso brigantese questa partita quando mancano 16,51 a giocare. Dal Santo, l'uscita dei blocchi di Gallifa, bella palla per Ghirardello, non si lascia sorprendere qua Sassatelli, bravo a rimanere in posizione, a respingere questo tiro insidioso, raso terra. Gallifa, Ghirardello sul pattino di Franchi che devia, ora esce Raffaelli, rientra Lollo Barbieri. Gallifa, palla dentro, Sassatelli fa ripartire il contropiede scandianese, comunque Breganze è già tornato nella propria area di rigore, poi Franchi, cerca un angolo di tiro, non lo trova, Barbieri, colpa del capitano scandianese, fuori per Pepe Hernandez, cerca e trova l'area di rigore, cerca con pallonetto, poi Franchi ancora, doppia conclusione, più bravo Zanfi in questo caso, stato bravo e anche un po' leggera con la difesa del Breganze, ha lasciato un po' troppo spazio a Pepe Hernandez, seguito un numero d'alta scuola, però non ha concluso a rete. Franchi nella ribattuta è stato stregato da Zanfi. 15:30 ancora da giocare. Hernandez, buoni cambi di ritmo dello spagnolo stasera, dimostrando buone giocate. Franchi cambia con Casali, ancora Franchi, perde palla qua Franchi, un po' stanco qua il capitano. Gallifa
cerca di entrare in area Gallifa, non trova sbocchi, quindi all'indietro per Dal Santo, cerca di ragionare ora Breganze, Sgaria, ancora Sgaria, cerca spazio, cercherà probabilmente di tirare e entrare in area, così è, trova le stecche scandianesi a ribattere, ancora Sgaria, palla dentro e trova Ghirardello che elude l'intervento di Pepe Hernandez, ci arriva prima lui, la porta era sguarnita e pareggia 7-7 questo incontro. Secondo gol anche per lui. 14-26 a giocare, 7-7 tra Scandiano e Breganze. Franchi, Barbieri, scambio con Casali, Hernandez, ancora Franchi, Barbieri, un po' stanca qua Scandiano, fatica a tenere il possesso per più minuti, Breganze un po' fisicamente messo meglio, sembra che Sgari ha dato dinamismo, verve all'attacco dei giocatori di Belligio, Scandiano un po' sulle gambe in questo momento. Franchi, un Hernandez, perde palle Hernandez, Battaglin, Dal Santo va in contropiede 2 contro 2, tiro del Santo, respinto da Lolo Barbieri, poi Franchi solo davanti al portiere, Franchi l'alza troppo, gancio contro gancio, poi la conclusione deviata a seconda di Andrea Davoli. Quindi ci ha messo del suo il portiere Zaffi in questa occasione. Si è trovata tu per tu col capitano scandianese, ora in possesso di palla, scambio con Pepe Hernandez dietro porta. Palla difficile questa che comunque raggiunge il capitano scandianese, Fontanesi pronto a entrare, a rientrare. Franchi. Barbieri. Bel cambio di ritmo, poi vede il fallo di squadra di Paul Gallifa. Bella iniziativa qua di Lolo Barbieri che ha lasciato sul posto l'avversario che è costretto al fallo. Tanto esce Pepe Hernandez, entra Fontanesi. Posizione scandianese a 13-12 del termine, Franchi. Barbieri, ancora Franchi, pronto a entrare in pista Alessandro Uva, ancora Franchi, tiro della distanza, velleitario, stavano per scadere i secondi, anche Raffaelli pronto a entrare, la squadra un po' stanca, Barbieri quindi corre un pochino ai ripari, essendo forze fresche, Casali, per Fontanesi, elude l'intervento di Del Santo, bravo qua Filippo, poi Sgaria più caparbio di lui in questa occasione, ci ha creduto un po' di più in questo possesso. Ancora Sgaria, buon impatto di Sgaria, è entrato quando la squadra era sotto di 2 reti, poi Breganze è arrivata al pareggio. Ottimo incontro, poi qua non riesce a superare il capitano Franchi, che riparte, Franchi, finta di tiro, Franchi ancora va a cozzare contro le maglie bianche, Gallifa, tiro di Gallifa, finisce fuori, Franchi il più lesto ad arrivare sulla pallina, Fontanesi, pressato per Chicco Casali, ancora Fontanesi, nessun uomo in mezzo per squadra di Barbieri, forse cercare un po' di profondità, ma in questo caso cercava il cambio, Raffaelli che è entrato, quindi doveva tenere il possesso di palla e non rischiare. Barbieri, Raffaelli, siamo a metà del secondo tempo, 7-7 tra le due squadre. Barbieri entra in area, qua c'è il rigore netto, stecca su stecca, ingenuo questo fallo di Battaglin, Barbieri era già fuori, non poteva concludere. Vedremo chi andrà, vanno tutti via i giocatori scandianesi, va adesso Alex Raffaelli, è entrato intanto Alessandro Uva al posto di Chicco Casali, quindi Uva, Fontanesi, Barbieri, Raffaelli, gli esterni.
Raffaelli, vediamo se riesce a realizzare il primo rigore dell'anno. Ne ha sbagliati tutti finora, vediamo se Alex stasera ce la farà. Ce la fa, va a rete Raffaelli. Primo rigore realizzato stasera, almeno, dice almeno uno, ce l'ho fatta. 12-18 da giocare, 8-7 per Scandiano. Davoli ha qualcosa da dire, giocatori. 8-5 intanto del Grosseto sul Monza, 3 reti dell'ex Buraldi, 2 reti di Fantozzi, 1 di Paghi, Saavedra e Cupi, 2 Lazzarotto, Zucchetti, Nadini e Lanaro. Si gioca Dal Santo, partita vincente dal punto di vista del punteggio, 8-7, punteggio che cambia in continuazione. Ora è Scandiano ad allungare più volte, poi viene sempre ripreso da Breganza, ora ha rimesso la testa fuori, la freccia. Scandiano, questo rigore realizzato da Raffaelli, secondo gol anche per lui, dalla distanza Dal Santo, finisce fuori. Attenzione, ora solo Sgaria, bravo Sassatelli, applauditissimo. Poi è stata un'ingenuità della difesa scandianese, ha lasciato tu per tu Sgaria con Sassatelli, è stato più bravo l'estremo difensore scandianese, che nel secondo tempo si sta comportando molto bene. Fontanesi, Raffaelli, Barbieri, è stato molto giovane quella in pista, Alessandro Uvo in possesso di palla, più giovane marcatore scandianese da Serie 1, lo ricordiamo. C'è un'iniziativa personale Raffaelli, poi doveva in qualche modo concludere, così è fatto. 11 da giocare, Dal Santo, finta di tiro, non c'è spazio, fuori per Sgaria. All'indietro per Costenaro, qualche problema di controllo però nessuno gli si fa incontro, quindi va lo stesso Costenaro a riprendersi palla che si era allungata, poi Sgaria, bravo qua Sassatelli a soffiargliela dentro la sua area di rigore, quindi Andrea Davoli lascia proseguire. Raffaelli, Fontanesi, Barbieri, perde palla ora Raffaelli, poi Sgaria, lasciato un po' sulle retrovie, poi Sgaria circola palla bene, in questo caso Breganza, ma Ghirardello non riesce a concludere, poi lo stesso Ghirardello cerca di entrare in area, va dentro, Fontanesi non lo lascia passare e Alessandro Uvo recupera palla. Bravo poi a far fuori Battaglin con un cambio di passo notevole, fallo di squadra di Battaglin, bravo qua Alessandro a mantenere il possesso, poi con un cambio di ritmo far fuori il suo diretto avversario che lo ha steso. Non c'erano assolutamente gli estremi della punizione del tiro diretto, fallo di squadra che comunque porta a 8 quando mancano 9,59 da giocare, 8-7 per Scandiano, 8 falli di squadra per Breganze, 5 per Scandiano, 9-5 intanto del Grosseto sul Monza. Tante reti anche qui, terza rete di Fantozzi. Grosseto 10-5 per Monza. 10-5, Grosseto arriva a 10, quarta rete di Fantozzi. Stesso numero di reti, 8-7 qua a Scandiano, 10-5 a Grosseto, 15 reti quando manca ancora una vita. Raffaelli per Fontanesi, palla per Alessandro Uva, scambio con Fontanesi che prende velocità Fontanesi, poi Sgaria
maniera un po' aggressiva, un po' feroce, recupera palla, corretta questa interpretazione, poi il tiro di Costenaro è poco preciso, finisce fuori, quindi palla 2. Alla meglio Sgaria, spesso alla meglio nei contrasti, ci crede sempre un po' di più. Ghirardello, Battaglini, Costenaro, qualche problema a controllare la pallina. Bravo Raffaelli ad anticiparlo, poi lo stesso Costenaro arriva prima sulla palla, cerca di girarsi, Sgaria, bravo Fontanesi in questo caso a recuperare pallina. Breganze pressa sempre il portatore di palla, poi Fontanesi cerca di andare in proprio, non riesce nell'intento, il soffia palla, Battaglino, ora Costenaro. Palla dietro per Sgaria, bravo qua Uva a stare con lui, a impedirgli di tirare. 8:40 da giocare, Ghirardello. Cerca il primo palo, però non ci riesce, ci arriva Sassatelli, poi Uva riesce a mantenere il possesso scandianese. Hernandez per Uva, soffia palla Ghirardello con la collaborazione di Sgaria. Ghirardello, palla dentro per nessuno, ci arriva prima Raffaelli, Fontanesi. Esce Fontanesi, entra Franchi, Raffaelli, indietro per Franchi, ancora Raffaelli, Franchi, Franchi deve tirare in qualche modo, ce la fa, cerca, è quasi impossibile qua. Uva gli era arrivata la palla, un po' difficile da controllare con un rimpallo. Ghirardello per la corrente dalla Valle appena rientrato, poi non parte contro il piede scandianese. Raffaelli la palla non riesce a liberarsi, anzi dalla Valle gliela soffia. Ora dalla Valle palla per Battaglini, Costenaro, Battaglini si ferma, 6:55 da giocare. Ghirardello, ancora Battaglini, si serra la difesa scandianese, non lascia passare, in questo caso mantiene un esiguo vantaggio 8-7. Bravo Uva, andarsi col fisico in questo caso, poi il pallo non è fortunato. Battaglini, tiro di Battaglini respinto da Sassatelli, poi Raffaelli va in maniera corretta e costringe, tanto c'è il time out, costringe l'avversario a mettere la palla sulla balaustra, quindi il possesso rimarrà scandianese. 6:26 del termine, c'è un time out. (6:26 da giocare), riprende il gioco con una punizione a favore
Scandianese, 8-7 per Scandiano. Guardiamo anche il computo dei falli, 8 per Bregate, 5 per Scandiano. Alessandro Uva qua, una palla non look, un po' pericolosa, arriva Costenaro, poi Raffaelli commette fallo di squadra, chiede scusa, sesto fallo di squadra scandianese. Si avvicina pericolosamente alla soglia dei 10. Davoli fa correggere la posizione della barriera, poi Gallifa cerca di mettere una palla in mezzo, non riesce, dalla valle, poi Uva qua un po' fortunato ma caparbio a recuperare la palla. Molto bene, lo vediamo molto attivo, molto carico, buone giocate, non ha paura, questo è sicuramente un fattore per lui, significa che ha il talento giusto e necessario per stare a questi livelli. Franchi, per Uva, bravo Uva a far secco Gallifa, poi va da solo, subisce 2 falli, il terzo, questo è diretto, è sicuramente un tiro diretto. Espulso Gallifa, ce l'ha fatta anche stavolta Uva a lasciarlo sul posto. Ed ora andrà lui, giustamente, a battere questo tiro diretto, se l'è guadagnato, conquistato, con tecnica, forza, caparbietà e astuzia, rincuorato da Raffaelli. 5-32, Alessandro Uva contro Zanfi. Parte a Alessandro, serie di ganci e ci arriva Zanfi, più bravo di lui Zanfi in questo caso. C'è un power play da sfruttare, in questo caso di Scandiano. Raffaelli 4 contro 3, vediamo se riuscirà a portare dei benefici. Franchi, Raffaelli, finta di tiro, Uva, palla dentro per Franchi, fuori con Raffaelli, cerca la posizione migliore, secondo me si mette sulla parte del piatto per andare il tiro a Alex. Finta di tiro di Alex, di Alessandro Uva, poi per Hernandez, gli dà un warning anche a lui, Davoli. Tanto esce Uva, entra Busani, probabilmente cercherà per cercare il tiro da fuori, nel caso in cui Scandiano è in power play, probabilmente cerca maggior fisicità a questo cambio Barbieri. Raffaelli, Busani, Franchi. Devo dire che Breganze sta difendendo bene questo 4 contro 3, anche se Scandiano non ha combinato tanto, però tempo ancora a disposizione ne ha, un po' fermi qua i giocatori scandianesi. Busani cerca un tiro, cerca le deviazioni di Hernandez che non arriva, poi contropiede addirittura dalla Valle, attenzione, dalla Valle entra in area, arriva in porta lui, ma giusto la decisione di Giombetti, è andato dentro la porta, non può sostare nella lunetta della porta. 4-25 da giocare, Busani, ancora power play per Scandiano. Ora Busani, Hernandez, attenzione, a spazio, ora Franchi, palla un po' così a Raffaelli, ancora Franchi, Raffaelli, tiro di Raffaelli, finisce fuori, bravo Busani ad arrivarci per primo, Dal Santo pronto a rientrare, scalpita, 4 minuti da giocare, Busani, Hernandez, gol di Hernandez, ha trovato l'angolo, non so come, l'ha trovato, era convinto. Ha realizzato la nona rete per Scandiano, 9-7, 3-58 da giocare, Hernandez, la piazzata, ridedica il gol alla sua metà. Dal Santo riprende, quindi dalla Valle, attento Sassatelli, respinge. Devo dire che Scandiano ha difeso molto bene nel secondo tempo, ha lasciato pochi spazi, Breganze un po' calato, ho detto anche questo. Franchi, Hernandez cerca di partire, convinto Hernandez, bella palla per Raffaelli,
bravissimi entrambi. Molto del merito va a Pepe Hernandez, che ha lasciato sul posto 2 avversari, galvanizzato questa sera, tarantolato anche, è arrivato davanti a porta, finta di tiro, un Raffaelli ben appostato, che conclude molto bene e porta a 10 Scandiano, prima volta a 10 gol quest'anno, bella soddisfazione, al di là di come finirà la partita, mancano 3:20, 17, massimo vantaggio scandianese di 3 gol. Cercheremo di intervistare i 2 allenatori in diretta questa sera, speriamo non ci voglia troppo tempo per allestire queste 2 interviste, vediamo quando arriverà il termine della partita. Franchi all'indietro per Raffaelli, Franchi, Hernandez, Busani, Hernandez, lascia ancora sul posto i suoi diretti avversari, poi scarica su Franchi. Hernandez sicuramente ha fatto vedere tante cose stasera, tiro ancora lui, deviato da Zanfi, 2:30 da giocare, Ghirardello cerca una conclusione un po' sporca, cerca di andare in contropiede, ora Raffaelli, solo Raffaelli, gol di Raffaelli, bravo in mezzo a 2, trova ancora la rete Alex, molto bravo, tecnica, fisico, c'era tutto in questo gol, l'11° di Scandiano, 11-7. (10-5) intanto è il finale, Grosseto Monza, quindi Grosseto finisce a 29, Monza finisce a 22, in questo caso se Scandiano vincerà finirà a 7 e Breganze rimarrà a 5. Franchi, Hernandez, Raffaelli non ne ha più, Agostini ora è rientrato in pista per Costenaro, vediamo se Breganze cercherà di accorciare nel punteggio. 11-7, ormai partita è quasi finita, ma con 1 minuto 35 siamo quasi ai titoli di coda di quest'annata, che ha dato grossi problemi a Scandiano. Intanto ancora bravo Sassatelli su Costenaro, il Covid ha praticamente paralizzato tutta la squadra poco dopo l'inizio, metà campionato, per 2 mesi Scandiano, nel momento in cui si giocavano le maggiori numero di partite ogni 3 giorni, squadra più decimata d'Italia è stata, quindi è stato veramente difficile questa stagione, è stata conclusa, molti giovani sono cresciuti, sono pronti per affrontare il percorso, soprattutto anche i giovani scandianesi, li vedremo nelle finali, under 17 e under 19, vedremo se queste partite saranno servite per la condizione fisica e atletica per affrontare un traguardo così importante. Ricordiamo che Scandiano ha vinto un titolo under 15 con Crudeli in panchina e cercherà anche in questa occasione di dire la sua giovinazia a Forlì. Chiude bene Scandiano, non ha potuto farsi vedere dal pubblico, questo è un peccato, ma è stato un anno molto difficile, che già tanto che si sia concluso con i vari protocolli e tutto, in qualche modo si è concluso, si concluderà domani la semifinale tra Forte e Follonica, vincente anche questo, vedremo come andrà a finire. Intanto la partita volge al termine, negli ultimi 10 secondi, non c'è tempo, vediamo se c'è tempo per il contropiede, Franchi non forza neanche più, tiene palla, Raffaelli ancora, vediamo se conclude, non conclude, la partita finisce qui, Scandiano porta a casa il risultato 11-7 in questa ultima partita del campionato, siamo ai titoli di coda, non sarà l'ultima formazione di graduatorie perché supera il Breganze, almeno questa soddisfazione se la toglie. Adesso andremo a sentire gli allenatori a bordo pista.
solo i due allenatori. Ok. Sì, vai, fai pure. Stiamo assistendo intanto alla foto ricordo di questa finale di stagione. La squadra ha vinto questa partita, è giusto che festeggi la penultima posizione in questo caso. Squadra. Vediamo, adesso andremo ad intervistare gli allenatori. Siamo con Massimo Barbiere, questa vittoria 11-7 ci permette almeno di non arrivare ultimi, dai. Sì, beh, ancora non è detto perché poi il Breganze deve giocare ancora 2 partite, però effettivamente lo volevamo almeno giocarci la possibilità che non si sa mai cosa possa succedere e che la società almeno abbia le condizioni, nel caso nelle ultime 2 partite tutto vada come deve andare, di accettare un eventuale ripescaggio. Ci tenevamo molto e lo abbiamo fatto. Abbiamo visto diversi giocatori a segno, diverse trame offensive ben organizzate, a parte solo l'inizio un pochino shock, però dopo la squadra senza pensieri, secondo me, ha effettuato questa partita ed è riuscita a imporre anche il gioco ed effettuare anche delle ottime segnature. Sì, qualche giocata ottima si è vista effettivamente. Devo dire 11-7 non sono i miei risultati preferiti, cioè l'hockey lo vedo un po' diversamente, ma guarda, mi è appena arrivato anche il messaggio di Nicolas che mi ha fatto molto piacere. Chiudere effettivamente, almeno chiudere con una vittoria era molto importante. Lo abbiamo fatto ruotando tutti, ma non per regalare minuti a tutti. Le rotazioni sono state mirate per cercare di arrivare alla fine nel migliore dei modi, perciò di alcune cose sono anche soddisfatto. Questa stagione abbiamo avuto come statistica tutti quelli che hanno debuttato, dai più grandi ai più giovani, hanno segnato. Questo è sicuramente un merito. Sì, beh, ti ringrazio per darlo a me, effettivamente questa cosa mi fa molto piacere, è un credo spesso che porto avanti, quello di riuscire a inserire, a far giocare i giovani. Il più bel ricordo però di questo, che mi lego a questo, è stato quando da Correggio, nella prima partita di questo campionato, dopo 7 minuti, qualcosa che non mi piaceva ed è entrato Nicolò Busani dopo 7 minuti in una partita che poi alla fine comunque abbiamo pareggiato e non abbiamo perso. Quello sarebbe stato quello che avrei voluto da questa stagione, ma niente, però adesso mi godo la giornata di oggi che abbiamo vinto e poi sono già proiettato su quello che sarà il futuro. Questa squadra abbiamo visto, ovviamente, Covid a parte, non ne parliamo più, però un pareggio col Follonica in caso e vediamo dov'è il Follonica. Quella partita di Correggio lasci qualche rimpianto per non aver avuto continuità, Covid a parte ovviamente. Sì, tantissimi rimpianti per aver lavorato sempre praticamente in emergenza, nel senso, emergenza non intendo solo il periodo del Covid, emergenza intendo
Noi siamo usciti dal Covid senza convinzioni, no? Non avevamo convinzioni dei nostri mezzi. Se invece pensiamo alla partita col Follonica, pensiamo alla partita a Montebello, quella in casa col Breganze, quella a Correggio, poteva nascere un'ossatura che poi ci avrebbe permesso di arrivare alle partite in maniera psicologicamente differente. Invece le abbiamo subite tutte, io per primo, cioè la squadra eravamo intimoriti, non è un modo di condurre una situazione quando ne perdi 9 di fila in un mese, poi con tutti i fantasmi che si creano. Sì, una scimmia che è difficile da portare dietro. L'ultima domanda, come le vedi adesso per le finali, l'Under 17 e l'Under 19, quelle che si terranno a Giovinazzo e Forlì, vedi buone possibilità? Questi ragazzi che sono anche qui. Più che vedere buone possibilità, so che sono due squadre ben attrezzate, di cui si assomigliano anche molto, perché anche la 19 fa parte dell'ossatura della 17. E quello che ti dico è che i gironi tutti e due li hanno presi abbastanza difficili, però sono due squadre ben attrezzate, perciò può succedere effettivamente di tutto. Due squadre ben attrezzate che però hanno due gironi difficili. Ti ringraziamo come sempre, molto gentile. Grazie a te Sandro, grazie di tutto.